Bentrovati in questa nuova puntata di Die Pro Die. Quest'oggi vi parliamo di una manifestazione singolare che si terrà il 3 e il 4 settembre. Sennori contro Sorso o Sorso contro Sennori in questo gioco del tiro alla fune. Ma vi spiegherà tutto meglio Umberto Graziano con i protagonisti di queste giornate di grande divertimento. Bene, siamo ancora in Kerkos e per la presentazione di questa manifestazione di tiro alla fune che vede impegnate le squadre di Sorso e Sennori, un gemellaggio che non si era mai visto nella storia del paese, un tentativo di Guinness dei primati. Con noi il presidente della Prolocco di Sennori, Gianni Desini. Parliamo di questa cosa. Allora, come hai detto giustamente bene tu, un gemellaggio è una cosa, un evento unico, raro, proprio anche per i due paesi, per la loro storia. Niente, questa è un'idea nata con il collega presidente dell'associazione Bench Press di Sorso, che già da un anno ci lavoriamo, ed è una sorta, è un tiro alla fune da Guinness dei primati, 120 contro 120, che avrà un andato e un ritorno. L'attuale Guinness invece è di 70, che è stato fatto dalla Lega Nord in Padania, insomma, quest'anno, quindi è già record se noi riusciremo a superare le 70 persone, ma puntiamo al massimo, quindi alle 120 come ci siamo prefissati come obiettivo. Stasera la presentazione appunto di questa manifestazione, come vedrete dalle immagini, con i sindaci delle due città, Sorso e Sennori, c'è fermento in paese. Sì, sinceramente è partita un po' in sordina, invece poi ultimamente, anche grazie anche alla tanta pubblicità che è stata fatta, c'è fermento, perché ormai quindi non è più una partecipazione. Adesso mi sa che sabato e domenica entrambi le due squadre vorranno vincere, ci sarà un bel divertimento. Si prevedono disordini? Speriamo proprio no, lo spirito è quello goliardico di divertimento e quindi raggiunge l'obiettivo. Comunque gli sfottò non mancheranno. Che saranno il sale poi della cosa. Esatto, ma poi grazie anche alla vostra collaborazione domenica e sabato, quindi ci sarà modo di divertirsi a rendere veramente una cosa unica e molto simpatica. E dopo il presidente della Prolocco di Sennori, giustamente la fazione opposta, il presidente dell'associazione Bench Press di Sorso, Mauro Piras. Mauro Piras, sì. Allora, questa manifestazione è un'idea innovativa, con uno scontro fra due paesi la cui rivalità è nota. No, non è vero, sì. Mai è stata una rivalità tra Sorso e Sennori. Chi me l'ha detto? No, allora, una sana rivalità, deve essere una sana rivalità. Allora, questa manifestazione proprio è nata già da un anno circa, più o meno a questa parte, dove sia io che Gianni Desini, presidente della Prolocco di Sennori, ci siamo riuniti più volte proprio per fare già un qualcosa tra Sorso e Sennori, creare una collaborazione che abbiamo già avuto qualche mese fa con i giochi estivi, che la squadra di Sorso ha partecipato a Sennori, vincitrice dei giochi estivi, la squadra di Sennori è scesa a Sorso, quindi già una collaborazione che già inizia a esserci. State cercando l'integrazione? No, sono loro che si vogliono integrare con noi. Vedi subito la punta di... E niente, quindi ci siamo riusciti sabato, tempo permettendo, ma non ruvemo Mattessi. Presidente, ma è meglio il mare di Sorso o il panorama di Sennori? No, è meglio allora il mare di Sorso a tutti gli effetti. Il panorama di Sennori è bello perché si vede il mare di Sorso. Con me il sindaco di Sorso, Giuseppe Morgan, la pronuncia è giusta? Giusta, esatto. Bene, integrazione tra i due paesi? Sì, no, vabbè, è una cosa simpatica. Noi come amministrazione abbiamo aderito all'iniziativa sia della Bench Press, l'associazione di Sorso, e della Prolocco di Sennori. Ci è sembrata un'iniziativa molto simpatica che va in linea con quelle che sono le intenzioni delle due amministrazioni, quello di poter fare qualcosa insieme e di continuare, perché già abbiamo iniziato. Quindi non potevamo non essere in sintonia con l'iniziativa. È un'iniziativa poi importante anche perché è un tentativo di Guinness dei primati. Vedete, però il vostro è un esempio che potrebbe essere preso da tanti paesi dove le divisioni culturali a volte diciamo sono controproducenti. Se lo vogliamo vedere in contrapposizione sarebbe un derby, come i classici derby calcistici tra Sorso e Sennori, dove poi non si sa chi vince, a volte non vince il più forte. Invece questo qua ha un altro significato sicuramente, a prescindere, a noi non interessa vincere, anche se poi chi partecipa farà di tutto per vincere, però
L'importante poi è rimanere uniti all'interno di questo del Guinness e del messaggio che rimarrà di questi due paesi uniti fra di loro per portare avanti, ecco, questa vittoria insieme. Una domanda che ho fatto anche al presidente della Bench Press: ma è più bello il mare di Sorso o il panorama dei Sennori? Non lo so, sicuramente quelli di Mi aspetto una domanda più diplomatica di quella sua. No, io dico, sicuramente è bello il panorama, però a volte non basta. Infatti tutta l'estate la gente di Sennori viene a fare il bagno giustamente nel litorale di Sorso, questo ci fa piacere, però è altrettanto bello il panorama, perché io è la prima volta che vengo qua e ho visto che è un posto stupendo con un panorama stupendo. Questo è un territorio di Sennori, quindi secondo me è importantissima anche questa integrazione, questo connubio tra mare e interno, e questo qua è l'esempio. Neo sindaco di Sennori, Roberto Desini. Questa è una manifestazione di tutto rispetto, una novità, un'idea nuova che solo Sennori e Sorso potevano trovare, visto l'antagonismo culturale che sino ad oggi c'è stato. Sì, oltretutto non siamo ultimi perché siamo allo stesso livello con Sorso, per essere chiari. L'ultimo intervista. No, vabbè. Al di là delle battute, sì, solo Sennori e Sorso potevano inventarsi una cosa del genere. Come dicevi tu, sicuramente questa è la dimostrazione, la testimonianza che il passato è stato messo alle spalle, e soprattutto le nuove amministrazioni, soprattutto la nostra, ha improntato un discorso di collaborazione col Comune di Sorso, tant'è che noi nel nostro programma elettorale abbiamo posto al primo punto che non poteva prescindere un'azione di governo senza una collaborazione del Comune di Sorso, perché basti pensare che tra questi due comuni abbiamo 23.000 abitanti e se uniamo le forze siamo al terzo centro della provincia di Sassari, quindi questo vi può lasciare immaginare le potenzialità che questo territorio può avere. È auspicabile che l'esempio di questa unione sia presa anche da altri comuni molto vicini, che spesso invece sono in contrasto. Può essere un esempio forte per tutti questa vostra iniziativa? Assolutamente sì, e questo penso che sia anche da queste piccole cose, da questo appuntamento sportivo goliardico che sicuramente farà parlare non soltanto qui in Romagna ma penso nell'intero territorio provinciale, possa essere la dimostrazione, il testimonial di come si possano fare delle cose in comune e mettere da parte le divisioni e soprattutto le invidie, che penso siano uno dei grossi nei della nostra isola, perché abbiamo tante peculiarità, tante potenzialità, ma per i nostri limiti culturali non riusciamo a esprimere al meglio. Una domanda che ho fatto a tutti gli altri che ho intervistato: è più bello il mare di Sorso o il panorama dei Sennori? La risposta è scontata, no? Il panorama di Sennori non poteva essere diversamente. Cerco sempre di stimolare quell'avverbio, perché poi il sale di questo incontro sarà anche lo sfottò, come si dice, che serve comunque per divertirsi. L'importante è che poi alla fine lo scopo finale sia quello che dicevano i propri sindaci: unire le forze e dare vita a un territorio che sino ad oggi in effetti è stato trascurato non poco. La dimostrazione lampante di come quando si creano delle sinergie si può fare sistema, si può fare squadra e soprattutto si possono abbattere molto i costi. Infatti abbiamo fatto questa manifestazione in maniera congiunta, abbiamo condiviso le spese, abbiamo diviso le spese tra loro e questo ci ha dato la possibilità di investire molto nella comunicazione, che è fondamentale, come tu ben sai. La comunicazione è fondamentale e questo ci ha consentito di avere un numero di partecipanti veramente molto da Guinness, perché è andato al di là delle nostre aspettative e sicuramente questo ci serve da stimolo per affrontare le nuove sfide che ci aspettano nel futuro prossimo.